Seconda Corinzi, capitolo 12, vogliamo leggere dal primo verso. Seconda Corinzi, capitolo 12, dal primo verso. Amen, grazie per essere alzati in piedi, gloria al Signore. Leggiamo la santa parola di Dio. Bisogna vantarsi? Non è cosa buona. Tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo non so, né so se fu senza il corpo, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quel tale, se fu con il corpo o senza il corpo non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Di quel tale io mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Che seppur volessi vantarmi non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Voglio ripetere quest'ultima affermazione di Paolo, perché quando sono debole, allora sono forte. Amen. Accomodatevi, gloria al Signore. Dio benedica noi deboli. Quante volte ci sentiamo deboli? Sembra che non riusciamo ad andare avanti perché le prove sono una dopo l'altra, no? Ci sentiamo deboli, alleluia, ma proprio nella debolezza, quello che fa capire l'Apostolo Paolo in questa lettera, in questo testo che abbiamo letto, è proprio nella debolezza che si realizza la forza che viene dal Signore. Paolo era un apostolo riconosciuto da tutta la Chiesa, fratellanza, e ancora dai credenti di oggi, di ogni tempo, come un apostolo di una statura spirituale elevata. Ma aveva le sue debolezze. Alleluia, aveva ricevuto dal Signore delle rivelazioni impronunciabili, ricchezze, perle spirituali, no? Che hanno arricchito l'anima sua, il suo cuore, il suo ministero. Ha dato tanto alla Chiesa, ha fatto tanto per l'opera del Signore, ma aveva le sue debolezze. Ha pregato per tanti ammalati e sono stati guariti. Ha fondato chiese. Ma qui ci sembra di capire che c'è stato un momento nella sua vita che lui ha pregato per se stesso, per una guarigione. Pare che soffrisse in qualcosa agli occhi, una malattia agli occhi, forse la catarratta, no? Che oggi conosciamo come la catarratta, non lo so. Aveva una qualche sofferenza agli occhi e lui dice: dato che ho ricevuto tanto dal Signore ed è facile innalzarsi, no? Ho compreso che Dio ha permesso la sofferenza della mia vita finché mi ricordi che sono un uomo comunque, un uomo con le sue debolezze,
Alleluia. Se dovessi vantarmi, potrei vantarmi perché ho ricevuto tanto dal Signore, e racconta che qualche anno fa, 14 anni fa, non riesce a comprendere se fu con il corpo o senza il corpo, ha vissuto un'esperienza spirituale e si sentì come rapito fino in paradiso. Qualche traduzione dice fino al terzo cielo, no? Alleluia. E lì ha ascoltato delle cose, delle rivelazioni che non è facile pronunciare, raccontarle, qualcosa per se stesso. Alleluia. E perché io non mi vanti di questo, invece di predicare Cristo, predico me stesso, perché c'è un rischio, sapete? Predicare noi stessi, parlare sempre di noi, no? Se lo facciamo come esperienza, no? Per raccontare la nostra esperienza, gloria a Dio, ma non dobbiamo mai innalzarci. Come abbiamo letto giovedì, anche stamattina l'ho letto, a Vittorio Veneto, no? Non a noi, oh Signore, non a noi, ma al tuo nome da gloria. La gloria va sempre a Dio. Alleluia. E quindi l'Apostolo Paolo dice, proprio perché io rimanga coi piedi per terra, il Signore ha permesso una certa sofferenza. Io li chiamo un angelo di Satana a ricordarmi sempre che sono un uomo. Io 3 volte ho pregato il Signore che allontanasse da me questa sofferenza, ma il Signore mi ha risposto. Dopo 3 volte che ha pregato il Signore gli ha dato una risposta. Qual è questa risposta? No, la mia grazia ti basta. Non farò quello che mi chiedi, io ti ho già dato. La mia grazia ti basta. Se ne è fatto una ragione. Amen. Ha accettato questa risposta. Ha continuato a sopportare questa sua sofferenza agli occhi, ma questa sofferenza agli occhi non gli ha impedito di servire e continuare a servire il Signore con potenza. Alleluia. E ha compreso che la debolezza umana è agli occhi di Dio un grande valore, perché Dio può operare proprio nella nostra debolezza. Amen. E ha compreso, per questo mi compiaccio in sofferenze, in ingiurie, in persecuzioni, in necessità, in malattie. Mi compiaccio perché so che quando sono debole allora sono forte. Alleluia. Quando siamo deboli, siamo arresi al Signore, Dio può operare come vuole, quando vuole. Amen. Se Egli è riconosciuto come il Signore della nostra vita, Lui può fare quello che gli pare. E può anche usarci per la sua gloria, non per la nostra gloria, ma per la sua gloria. Alleluia. E c'è una grande gioia quando ci rendiamo conto che il Signore ci sta usando per la sua gloria. Alleluia. E quindi nelle necessità, nelle ingiurie, nelle malattie, non disperiamo, perché sappiamo che l'opera di Dio è forte in noi. Alleluia. Nel mondo purtroppo c'è una convinzione sbagliata. Se servi Dio e sei fedele, uguale, tutto ti va a favore, la tua vita scorre tranquillamente, perché tu ami il Signore e sei fedele a Lui. Non è così, perché anche se serviamo il Signore possiamo avere le malattie o no, possiamo avere necessità o no. Alleluia. Possiamo avere delle cose che non possiamo risolvere facilmente e dobbiamo per forza ricorrere a chiedere aiuto a colui che può ogni cosa, vero? Anche se lo serviamo, lo amiamo, il Signore può risponderci anche sì, interverrò, ma può dirci anche no, la mia grazia ti basta. E allora l'acquisito è come reagiremo noi quando il Signore mi dirà no, la mia grazia ti basta. Ma come, Signore, io ti servo, io ho rinunciato a tante cose. La mia grazia, ti ho dato la mia grazia, è più che sufficiente. Ma riconosciamo il valore della grazia di Dio.
Avere la grazia di Dio è un grande privilegio. Amen. Più della salute fisica, più del benessere materiale. Avere la grazia di Dio è qualcosa che non ha valore, che supera ogni concetto di valore. Gloria a Dio. Alleluia. E quindi grazie, Signore, per la tua grazia. Vogliamo farci bastare a volte anche la grazia del Signore, perché non ci accontentiamo facilmente, ci arrabbiamo con il Signore, se preghiamo è come se non mi ascolta, come io faccio questo per te, Signore, e tu non dai il contraccambio. Non comportiamoci così, siamo servi, o no? È vero, siamo figli di Dio, ma siamo anche chiamati al servizio, no? E Gesù dice che siamo servi disutili. Dopo aver fatto quello che il servo deve fare, non ha fatto niente di eccezionale, ha compiuto il suo dovere e riceverà il suo premio come chi ha fatto pienamente il suo dovere. Alleluia. 3 volte ho pregato. Per gli ammalati forse bastava mezza preghiera, no? Signore, guarisci. E il Signore guariva. Addirittura è scritto nella parola che gli portavano gli indumenti, i fazzoletti degli ammalati. Lui pregava e guariva. Gesù guariva. Gloria a Dio, tanta era quella potenza che aveva ricevuto da parte di Dio. Però quando si è trattato di se stesso, 3 volte ho pregato una prima volta, una seconda volta, io continuo a pregare la 3ª volta, finalmente c'è stata una risposta. La mia grazia ti basta, Paolo. Alleluia. Se vuoi che io mi usi di te, Paolo, sopporta questa sofferenza. Alleluia. Ed ecco che Paolo ha compreso, alleluia, che pur di avere quel successo, tra virgolette, spirituale nel ministero che ha avuto, doveva pagare questo piccolo prezzo. Restare coi piedi per terra, perché forse era facile anche a innalzare se stesso, perché comunque era un uomo di una cultura elevata per l'epoca, aveva un carattere molto forte, era considerato una autorità religiosa ancora prima di conoscere il Signore, ma quando ha conosciuto Gesù la sua vita è cambiata. Addirittura scrive: ho ritenuto come queste cose come tanta spazzatura in confronto alla conoscenza di Cristo, no? Quindi ha rinunciato a Saulo, che era prima, e ha abbracciato quella nuova vita che il Signore gli ha dato quando lo ha chiamato Paolo. Alleluia. Quindi ha compreso che nella debolezza può realizzare la forza di Dio. Quindi non disprezziamoci, non vogliamo essere negativi, e non vogliamo neanche prendercela con il Signore. Se dobbiamo subire qualcosa nella volontà di Dio, vogliamo dire: Signore, sia fatta la tua volontà. Purché io ti serva, purché io ti rimanga fedele. Sapete, ho conosciuto tanti, in questi anni di ministero, ho conosciuto tanti che hanno ricevuto dal Signore. E una volta che hanno ricevuto dal Signore, non li hai più visti. È meglio non ricevere, a volte, e rimanere nella casa del Signore. Come dice il salmista: una cosa ho chiesto all'Eterno e quella ricevo, che io dimori nella sua casa per lunghi giorni. Amen. Sapete quell'episodio dei 10 leprosi? Dice: andate a mostrarvi. Mentre sono in cammino, vengono guariti. Su 10 uno solo, vedendosi che era stato guarito, devo ringraziare il Signore. Tutti 9 sono spariti, no? Quell'uno è tornato indietro a dare gloria al Signore, a ringraziarlo. E grazie Gesù che mi hai guarito. E gli altri 9 dove sono? Non sono stati anche loro guariti? Sì, sono stati guariti. Quello che voglio dire è: a volte è meglio non ricevere quello che chiediamo, purché rimaniamo nella sua grazia. Perché la salvezza è molto più preziosa di quello che possiamo chiedere e che ci serve. Amen. Amen. Alleluia. Meglio ammalati e nel paradiso un giorno
che invece stiamo bene e poi perderemo l'anima nostra. Alleluia, gloria a Dio. E Dio ci aiuti, amen, a realizzare veramente la sua parola nella nostra vita. A Dio sia la lode e la gloria, amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Gesù.